Celebrata anche ad Agrigento la festa della polizia, l'appello del questore Palumbo per costruire una sicurezza che sia prodotto di una collaborazione tra tutti, premiati numerosi poliziotti e presentato il report dell'attività svolta. Un partito di ispirazione cristiana, intervista ad Enzo Di Natali, scelta responsabile dei candidati che lavorino per il bene comune, l'appello di Don Mario Sorce, Forza Italia e Noi Moderati, lista comune, la Vardera, dopo le europee la regione deve cambiare. Cabina di regia per l'emergenza idrica della regione e Federalberghi, bisogna dare soluzioni al problema prima che arrivino disdette di prenotazioni dai turisti. Oggi un convegno su lavoro e sicurezza, salario, precarietà, sanità, scuola, pensioni e giovani della CGIL. Circa 15 ore di attesa al pronto soccorso di Agrigento, odissea per 2 turisti genovesi. Bentrovati dalla nostra redazione, lo avete sentito dai titoli in apertura, sono stati celebrati oggi al Palacongressi di Agrigento i 172 anni della fondazione della Polizia di Stato. Alle 8:30 c'è stata in questura la deposizione di una corona d'alloro alla lapide dei caduti della Polizia di Stato, poi la solenne cerimonia al Palacongressi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con il saluto nella lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto seguiamo il servizio. «172esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia», oggi qui al Palacongressi, a testimonianza di un lavoro e di un impegno quotidiano che il vostro corpo fa. Sì, un impegno quotidiano che fa sul territorio nazionale e sul territorio di Agrigento. Tutte le articolazioni della Polizia di Stato, nella questura, i suoi commissariati e le specialità. È una giornata estremamente importante dove segniamo il nostro esserci sempre sul territorio per i cittadini, per le istituzioni. Darete anche dei premi e degli encomi a chi si è particolarmente distinto in azioni delittuose. Sì, questa è una cosa molto importante, dare rilievo e visibilità a quelle tante buone azioni nell'ambito dello svolgimento del servizio con professionalità e abnegazione che vengono fatti nel corso dell'anno, ed è giusto che sia proprio nel corso della festa della polizia che questo venga fatto. Anche un messaggio di sicurezza verso i cittadini, una manifestazione così, questore? Sì, certamente, la sicurezza è uno dei nostri cardini su cui si articola il nostro lavoro di ogni giorno. Sicurezza e legalità, sicurezza per i cittadini, sicurezza per le comunità e per il territorio. Cosa si sente dire oggi ai suoi uomini? Grazie per quello che fate tutti i giorni. Grazie veramente a voi e alle vostre famiglie. 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anniversario a cui vi do il mio personale emozionato benvenuto, a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso i nostri uffici. Un benvenuto ed un ringraziamento all'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, oggi rappresentato dal vicario Don Giuseppe Curvo, per il conforto e la vicinanza cristiana che non ci ha mai fatto mancare e per il continuo sostegno al nostro operare sul territorio e nelle comunità. Ed in questa cornice un ringraziamento ad uno di noi, il nostro cappellano, Don Maurizio Di Franco,
sempre disponibile nella guida spirituale degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle nostre famiglie, supporto che ci ha sempre fornito nel ricordo dei nostri caduti, dei tanti purtroppo che non ci sono più e che oggi, prima dell'inizio di questa cerimonia, abbiamo onorato in questura e che qui ricordiamo e onoriamo nei nostri cuori. A loro, ai nostri defunti, va il nostro affettuoso pensiero con l'auspicio che il loro esempio costituisca la guida illuminata per il nostro agire quotidiano al servizio dei cittadini. Permettetemi inoltre di ringraziare l'ente Parco Valle dei Templi, nella persona del direttore Roberto Sciarratta, per il fattivo contributo alla realizzazione di questo evento in questo prestigioso sito. Grazie. Non ultimo, un ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole che qui oggi con noi, non soltanto presenti a questa giornata, ma anche sinergicamente attivi, come avete visto nella sua realizzazione. Il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato è una ricorrenza importante per il suo valore di testimonianza di sacrificio dei suoi appartenenti per la legalità del territorio a beneficio dei suoi cittadini e delle istituzioni. Ma consentitemi di trasmettervi l'importanza che riveste personalmente per me, come prima festa della Polizia di Stato a cui prendo parte come questore, nella sua prima sede di assegnazione avvenuta poco meno di 5 mesi fa, lo scorso 15 novembre, e l'emozione che ne deriva. La festa della Polizia non a caso viene celebrata in questa data, il 10 aprile, che segna il giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1 aprile 1981 numero 121. E apriamo adesso una pagina dedicata alla politica perché tanti italiani vorrebbero un partito di ispirazione cristiana. Emerge da un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi, un tema da sempre dibattuto. Noi abbiamo voluto approfondirlo con lo storico Enzo Di Natali. Enzo Di Natali, recentemente un sondaggio pubblicato da Repubblica ha dichiarato che il 37% degli italiani desidererebbe un partito di ispirazione cattolica. Lei è sempre stato molto vicino a questa tematica. Cosa ci dice a riguardo? Il fatto che più del 50% degli italiani rinunzia attualmente al diritto al voto deve indurci a riflettere. Non è un fatto secondario che il 50%, la metà, più della metà, a volte non va a votare, evidentemente è un dato. E questo dato così alto oggi dice che una percentuale così alta vorrebbe il ritorno di un partito di ispirazione cristiana. Per qual motivo? Perché la democrazia cristiana si costruì su uomini anzitutto di alta levatura culturale. Non si può fare cultura, non si può fare politica senza cultura. E oggi purtroppo noi assistiamo ad un decadimento culturale degli uomini della politica. La seconda cosa, il secondo insegnamento che ci viene dalla democrazia cristiana è che gli uomini elaborarono un cosiddetto codice, il codice di Camaldoli, famosissimo, che fu la piattaforma del nuovo Stato che venne dopo la caduta del fascismo. La terza cosa per cui oggi le persone desiderano un partito di ispirazione cristiana, che la democrazia cristiana, quando era al governo, soprattutto nel ventennio 1950-1970, fece tutta una serie di grandi riforme che cambiarono lo Stato risorgimentale, e quelle riforme furono fatte col dialogo e la partecipazione di tutte le forze politiche, per cui la democrazia cristiana ci insegna
un partito di ispirazione cristiana, ci insegna l'importanza del dialogo. Dalla destra alla sinistra ai comunisti votarono tutte quelle riforme che furono la riforma del lavoro, della scuola, della sanità, delle pensioni e via dicendo, mettendo al centro la dignità della persona umana. E io le chiedo, in un contesto politico attuale, quale quello che viviamo, che certamente non è sereno, è molto avvelenato, c'è spazio per un discorso così nobile? E oggi non solo c'è spazio, c'è l'esigenza e la cittadinanza, sono le persone che stanno facendo un confronto tra ciò che fu la politica negli anni 50 fino agli anni 90 a quella che oggi è la politica. Basta una considerazione: un lavoratore va in pensione e gli tolgono il 30-40% dello stipendio. È assurdo, impossibile, impensabile. Ecco il bisogno di un ritorno dei cattolici. E proprio su questo tema interviene oggi anche Don Mario Sorce dell'Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Agrigento, che in vista delle europee ha lanciato un forte appello per una scelta responsabile dei candidati che guardino al bene comune. Noi lo abbiamo sentito. Don Mario Sorce oggi in una nota ha dichiarato che le prossime elezioni europee rappresentano un esercizio doveroso di democrazia. Perché? Perché la democrazia è un valore principalmente umano e poi profondamente cristiano. Da sempre la dottrina sociale della Chiesa lo ha messo tra quei principi che vengono definiti come irrinunciabili e universali. Già nel 1944 Pio XII, nel radiomessaggio di quell'anno, parlava di questo fondamentale diritto e dovere di ogni cittadino e cristiano. Poi si fonda la democrazia su quella che noi chiamiamo cittadinanza attiva. Ogni cristiano non deve dimenticare che per l'esercizio del potere del popolo, questo è quello che la democrazia sancisce, ognuno deve esercitare questo diritto, ma che è anche un dovere. Quindi il primo appello è: andiamo tutti a votare, facendo professione dei nostri sani valori. C'è un passaggio molto interessante nella sua nota nel quale dice che in politica è doverosa la cura per il bene comune, un valore un po' smarrito. Purtroppo sì, anche se lei dovesse domandare a chiunque di qualunque estrazione politica che cos'è il bene comune, direbbero che tutti vogliono contribuire al bene comune, tutti vogliono il bene comune, ma probabilmente non sanno nemmeno cos'è il bene comune. E il bene comune non è altro che l'insieme di quelle condizioni che permettono a tutti e a ciascuno di raggiungere la propria perfezione. Questo è Gaudium et Spes 75, il Concilio Vaticano II che lo definisce. E non è il bene comune la somma dei beni dei singoli. Il bene comune è dato da tutti quei beni o valori che sono universali e che sono necessari per la comune e sana convivenza di tutti. Un appello che lei fa: scelta responsabile delle persone in virtù di quello che le persone hanno fatto, dicono e si impegnano a fare, guardando naturalmente i loro programmi. Non essendoci più il partito unico dei cattolici, ma come cattolici abbiamo un unico obiettivo, quello di far vivere quello che Papa Francesco chiama il Vangelo sociale. Europee ancora, Forza Italia e Noi Moderati faranno una lista comune, mentre per Ismaele Lavardera, dopo le europee, la regione dovrà cambiare registro. Approfondiamo. Gran fermento in politica in vista delle europee che si avvicinano a grandi passi e ufficiali che Forza Italia e Noi Moderati faranno una lista comune. L'idea invero sarebbe quella di costruire un progetto che al di là delle consultazioni elettorali possa dare forza al centro. Abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, di dare una prospettiva ad un progetto che deve vedere il Partito Popolare Europeo al centro della politica italiana ed europea.
E questo quanto ha dichiarato il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa alla Camera insieme al presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Con Noi Moderati c'è una tradizione comune, ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo, ha aggiunto Tajani. Questo non è un accordo elettorale, ma fa parte piuttosto di un progetto che deve portare ad occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Altra voce che arriva è quella di Ismaele Lavardera, che nel corso di un'intervista ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare al 4% e superare lo sbarramento per portare un rappresentante a Bruxelles. Parla naturalmente della grande lista Libertà, che al momento è composta da 17 simboli. E poi, secondo Lavardera, dopo le europee qualcosa alla regione dovrà cambiare. Sicuramente le europee, dice, saranno uno spartiacque fondamentale. Sarà una sorta di tagliando a tutti gli effetti di questi 2 anni del governo regionale e anche di quello nazionale. Quindi credo, continua, che dalle elezioni europee in poi cambieranno tante cose, tanti equilibri, si cominceranno a delineare, ci saranno dei vinti, dei vittoriosi al siciliano medio, delle belle politiche dei candidati, di chi sono i candidati può fregare poco, può interessare, conclude effettivamente cosa si può fare in Europa e cosa si può cambiare in Europa. E adesso l'emergenza idrica siciliana, che ormai è stata rilevata in tutte le pagine di cronaca nazionale, la regione vara una cabina di regia. La struttura avrà il compito di individuare, stimolare e coordinare gli interventi più urgenti e indifferibili per mitigare gli effetti della crisi. Sarà guidata dallo stesso Schifani, coordinata dal capo della protezione civile siciliana Salvo Cocine. Oggi ci sarà la prima riunione. E ancora lo spettro della crisi in Sicilia sta determinando anche un allarme da parte di Federalberghi, secondo cui il cui presidente Nico Torrisi è una crisi che va risolta prima possibile, perché non si può chiedere ai turisti di razionare l'acqua. Torrisi fa appello al governo nazionale chiedendo che intervenga in aiuto della Sicilia, perché afferma, anche se non ci sono state al momento disdette di prenotazioni, c'è grande preoccupazione per l'estate che sta arrivando. Ricordiamo che la Sicilia, per tamponare l'emergenza, ha anche chiesto che il governo nazionale invii navi cisterna delle forze armate per arginare l'emergenza siccità. E cambiamo argomento adesso. Anche in Sicilia c'è profondo dolore per quanto accaduto nel bolognese. Il presidente della regione Renato Schifani esprime profondo dolore per le vittime della esplosione della centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana sull'Appennino bolognese, vittime tra le quali risulta essere anche un giovane siciliano, Vincenzo Franchina, che era originario della provincia di Messina. Un 36enne di Sinagra, piccolo centro in provincia di Messina, è tra le vittime della strage alla centrale idroelettrica Enel Green Power del lago di Suviana, avvenuta intorno alle 14:30 di ieri, quando una turbina è esplosa all'8° piano sotto lo zero, causando prima un incendio e poi l'allagamento del nono, con crollo di un solaio. L'esplosione e il successivo franamento hanno travolto almeno 12 tecnici, tutti di ditte esterne che lavoravano alla messa in opera di adeguamenti della centrale. Il giovane operaio si chiamava Vincenzo Franchina e si trovava insieme ad alcuni colleghi a meno 30 metri di profondità per una riparazione ad una turbina della centrale elettrica. Con lui sono morte altre 2 persone. L'uomo si era sposato poco meno di un anno fa ed era padre di un bimbo di pochi mesi. Aveva frequentato l'istituto Torricelli di Sant'Agata di Militello e adesso viveva a Genova con la moglie e il bambino. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, esprime profondo dolore per le vittime dell'esplosione, tra le quali risulta anche il giovane della provincia di Messina.
A nome personale dell'intera giunta di governo, afferma, voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari dei lavoratori coinvolti in questo tragico incidente e rivolgo un augurio di pronta guarigione ai feriti ricoverati in ospedale. Esprimo al presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, la vicinanza e la solidarietà dei siciliani alla comunità bolognese. E la CGIL oggi ha parlato di lavoro e sicurezza, chiaramente argomento quanto mai attuale dopo quanto abbiamo appena sentito, ma non solamente. Noi abbiamo seguito i lavori svoltisi presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio. Alfonso Buscemi, oggi un incontro importante delle Camere del Lavoro e si discute anche sulle piattaforme rivendicative di protesta. Già domani ce ne sarà una, ma anche altre a mese di maggio in poi. Vede, le televisioni nazionali, i grossi gruppi editoriali, i grandi giornali nazionali dipingono il nostro paese come il paradiso terrestre. L'occupazione cresce, gli stipendi crescono, il PIL cresce, tutto va bene. Poi c'è la realtà, poi ci sono le famiglie che non sanno come curarsi, che hanno un lavoro precario flessibile e che quindi non gli consente di avere neanche un piccolo prestito, che la precarietà li porta a privarsi della libertà di difendere i propri diritti, la gente che muore sul posto di lavoro. Noi parliamo con la gente perché conosciamo, vivendo con loro, tra loro, questi drammi che fanno a pugni con la narrazione del governo, per dire che domani, per esempio, in tutte le piazze italiane noi scioperiamo per rivendicare il diritto alla cura, il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, a un sistema di tasse eque, laddove il 90% delle entrate allo Stato non deve essere più sopportato dalle famiglie, dai pensionati e dai lavoratori dipendenti. Devono andare a prendere soldi dove ci sono. Bisogna smetterla con l'incentivare i grossi gruppi all'evasione fiscale, tanto poi ci sarà prima o poi un condono. Ecco, tutto questo e non solo. Domani in piazza sciopero della CGIL assieme alla UIL. Il 20 aprile saremo a una manifestazione nazionale a Roma. Il 25 infine, rispetto a questo pezzo di attività intensa della nostra organizzazione, il 25 maggio a Napoli, per dire no all'autonomia differenziata che continua a privilegiare gli interessi del nord a discapito del sud, perché lì hanno le strade, le autostrade e gli danno i soldi per comprarsi le Ferrari. Qui noi abbiamo le mulattiere e ci fanno andare con i muli in giro. Alfio Mannino oggi presente a questa iniziativa delle Camere del Lavoro della provincia di Agrigento. Sì, noi stiamo facendo questo giro di assemblea anche per coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici nelle battaglie che abbiamo di fronte. Siamo in una fase difficile, delicata, perché stiamo attraversando una fase economica e sociale davvero drammatica, specie per la Sicilia e specie per il Mezzogiorno. Tra l'altro questa condizione sta determinando una condizione di lavoro sempre più precaria e si vede sul terreno della sicurezza sul lavoro. Vi è una condizione in cui il Mezzogiorno viene dimenticato e quindi sulla base di questo noi non soltanto siamo qui a confrontarci con i lavoratori e le lavoratrici, ma soprattutto per rilanciare la nostra iniziativa e le nostre mobilitazioni. Le emergenze che si stanno evidenziando sono tantissime per il nostro territorio, che evidentemente rispecchiano delle emergenze anche nazionali, in particolare questo dell'autonomia differenziata è una problematica molto pesante. Sì, assolutamente l'autonomia differenziata, se dovesse realizzarsi, aggraverà ancora di più la condizione di squilibrio tra il nord e il sud del paese. E in questo paese oggi avrebbe bisogno di altro, avrebbe bisogno di investire sulle infrastrutture, avrebbe bisogno di investire sulla sanità, avrebbe bisogno di rimettere al centro la condizione giovanile, avrebbe bisogno di affrontare con una nuova identità culturale e valoriale la questione del Mezzogiorno. Ecco, c'è una sfasatura tra l'agenda di questo governo e i bisogni reali del paese. Quindi il sindacato come si pone in queste problematiche? Ma noi vorremmo davvero provare a rimettere al centro del lavoro la qualità e la dignità del lavoro, rimettere al centro il Mezzogiorno. Per questo, oltre alla giornata di domani in cui manifesteremo per reclamare maggiore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle prossime settimane metteremo in campo iniziative sia sulla sanità, già il giorno 20 saremo a Roma, ma l'8 maggio saremo in Sicilia a manifestare su salute e sicurezza, sulla sanità siciliana, e poi appunto contrasteremo in tutte le forme il tema dell'autonomia differenziata.
Lei ha fatto un intervento forte, concludendo dicendo la CGIL c'è sempre accanto alle donne. C'è stata, c'è e ci sarà sempre, appunto, nella tutela delle donne e delle pari opportunità. Assistiamo ad un governo che ha fatto poco, se non nulla, per le donne, per cui c'è bisogno di un intervento forte. La CGIL, come dicevamo, è pronta ad aprire un dialogo e a proporre diverse soluzioni, ecco, a tutela delle donne, perché purtroppo, ecco, occorre dirlo, le donne si trovano in una situazione in cui vengono penalizzate nel mondo del lavoro, penalizzate da pensionate. Cerchiamo di fare in modo di far venire meno queste discriminazioni e sappiamo quanto sia urgente, ecco, una riforma che garantisca le donne nel mercato del lavoro e in quello previdenziale. Torniamo al tragico incidente che ha visto la morte di un professore, il sindaco Vincenzo Corbo, in occasione dei funerali dell'architetto Carmelo Vella, morto a causa di un tragico incidente stradale verificatosi venerdì a Porto Empedocle e i cui organi sono stati donati. Ha proclamato il lutto cittadino. Con il cuore gravato da profondo dolore, dice che pervade tutta la nostra comunità, annuncio la proclamazione del lutto cittadino. Desidero evidenziare il gesto di straordinaria generosità di Carmelo, la donazione dei suoi organi. Attraverso questa scelta altruistica, continua Corbo, egli continuerà a vivere nei cuori di coloro che riceveranno il suo dono di vita. E c'è un servizio dell'ASP di Agrigento che consente il monitoraggio in tempo reale dell'afflusso ai pronto soccorso nella provincia. Tramite il sito dell'ASP di Agrigento è possibile monitorare in tempo reale l'afflusso degli utenti al triage, dove vengono assegnati i colori in base alla criticità. Rosso, interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali; 2, arancio, funzioni vitali a rischio; 3, azzurro, urgenza differibile; 4, verde, urgenza minore; 5, bianco, non urgenza, soggetto al pagamento del ticket. Ci riferiamo ai pronto soccorso dei 5 presidi ospedalieri di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca. Un'ottima iniziativa al servizio dell'utenza per fare in modo che i nosocomi agrigentini non vadano in tilt. Ma intanto non è stata una positiva esperienza quella di 2 turisti genovesi che si sono recati al pronto soccorso di Agrigento, in quanto uno dei 2 accusava una forte febbre. Sono rimasti in attesa per il primo triage dalle 2:45 di notte fino alle ore 17. I 2 hanno segnalato quanto accaduto, sottolineando inefficienza e mancanza di precisione nelle prenotazioni, poca pulizia e il fatto che una così bella città non merita una gestione così al limite, hanno detto. Di fatto proprio lunedì c'è stato a Palermo un sit-in di protesta del Forum Sanità che ha messo in evidenza le falle del sistema, il cui tema è stato ritenuto comunque poco attendibile perché secondo l'assessorato regionale alla sanità tutto funzionerebbe a dovere, ma non pare proprio sia così. Veterano di Sala delle Lapidi e paladino degli ex PIP Mimmo Russo, all'anagrafe Girolamo, arrestato. All'alba di ieri è stato consigliere comunale per 4 mandati. Alle ultime amministrative in Palermo ha raccolto 85 voti, mancando però la rielezione. Dopo la trafila negli anni 80 e 90 come consigliere di quartiere e di circoscrizione, è stato con la lista Azzurri per le Libertà che appoggiava l'allora sindaco Diego Cammarata. Nelle successive 3 tornate elettorali Russo è stato eletto con AN nel 2007, MPA nel 2012 e Palermo 2022 nel 2017. Durante quest'ultima consigliatura ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione urbanistica. Russo eletto a sorpresa nonostante l'organismo fosse a maggioranza composto da Orlandini e subentrato nell'aprile 2020 a Giovanni Locascio, consigliere del PD, finito gli arresti nell'ambito dell'inchiesta Giano Bifronte e poi dimessosi.
Di recente, durante le fasi del rimpasto al comune, Russo si era proposto per il ruolo di assessore alla giunta La Galla, ma il suo partito ha fatto scelte diverse. A prescindere dal partito in cui ha militato, Mimmo Russo ha portato sempre dietro di sé il controllo di una grossa fetta di precari, quelli del bacino ex-PIP Emergenza Palermo, un esercito di 3.000 persone circa, composto anche da ex detenuti per lo più stabilizzati. Di recente, dal governo regionale, dopo un trentennio di precariato, l'ex consigliere comunale per loro è stato un vero e proprio capopopolo, non c'era infatti manifestazione in cui non fosse in prima fila. Il campo base dell'attività politica e sindacale di Mimmo Russo è stato fino a ieri il CAF di Corso Scinà al Borgo Vecchio, un piccolo ufficio sempre brulicante di persone. A Sala delle Lapidi è stato uno dei consiglieri più presenti e più vulcanici, capace, con i suoi modi, a volte sopra le righe, di determinare l'attività dell'aula. Negli ultimi anni Russo è stato anche al centro di un'altra vicenda giudiziaria, quella relativa ai rimborsi dei consiglieri comunali, che si è conclusa però con l'assoluzione in secondo grado. Mimmo Russo, da tempo semplice iscritto di Fratelli d'Italia senza più alcun ruolo nelle istituzioni, è stato immediatamente sospeso dallo stesso partito. Avrà l'occasione di difendersi nelle aule di giustizia, ma le accuse lo rendono incompatibile con Fratelli d'Italia, così in una nota il presidente cittadino di Fratelli d'Italia Palermo, Antonio Rini. Ma scendiamo in fondo all'operazione. Un patto con il reggente del quartiere Zen per le elezioni comunali del 2001. Le parole di un collaboratore di giustizia svelano, secondo quanto si legge nell'ordinanza che ha portato all'arresto l'ex consigliere comunale di Palermo Russo, la sempre stretta connessione tra politica e Cosa Nostra. Russo avrebbe fatto un patto con Carmelo Militano, che all'epoca era reggente dello Zen. Una vicinanza, si legge nel dispositivo di arresto, che sarebbe andata avanti per lungo tempo. Nel corso di un colloquio con la moglie nel 2008, Militano parlava di alcuni contatti per lo svolgimento di certi lavori edili che però necessitavano di un finanziatore per poter iniziare. La donna in quell'occasione diceva al marito di aver già parlato con Mimmo Russo, che si diceva pronto ad uscire i soldi per finanziare il lavoro a Trabbia. Un comportamento, quello di mantenere patti con mafiosi detenuti, che Russo, secondo quanto emerge dall'inchiesta, avrebbe mantenuto col passare del tempo fino alle intercettazioni del 2022, quando l'ex consigliere cercò di esaudire il desiderio di Stefano Marino nel far assumere la compagna all'interno di un supermercato. E adesso ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. E c'è un nuovo importante incarico per Giuseppe Parello, che per molti anni ha guidato il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, che è stato nominato direttore del Museo Salinas di Palermo. Parello, a seguito di questo incarico, si è dimesso da dirigente del servizio quarto del Dipartimento Beni Culturali e Ambientali. A Giuseppe Parello giungano gli auguri di buon lavoro della nostra redazione. L'assessorato regionale all'economia ha pubblicato il decreto che disciplina l'accesso ai contributi straordinari della regione siciliana per i danni dovuti all'emergenza incendi dell'estate del 2023. Il provvedimento fa seguito allo stanziamento da 2,9 milioni di euro previsto nella legge di stabilità approvata a gennaio ed è rivolto a quei cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare a causa dell'eccezionale ondata di calore dello scorso anno. Sarà l'IRFIS a emanare entro i prossimi giorni un apposito avviso con i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo. Con questo provvedimento, dice il presidente della regione Schifani, il governo manifesta vicinanza concreta a tutti quei cittadini che hanno subito danni durante quei terribili giorni della scorsa estate. Non potremo mai dimenticare le ferite inferte alla nostra isola dalla furia criminale dei piromani, le vittime e il dolore di chi ha visto andare in fumo la propria casa. E proprio a loro, con questi contributi, vogliamo ricordare che non sono soli, che il governo regionale è al servizio dei siciliani, soprattutto nei momenti di difficoltà. Manteniamo l'impegno, afferma l'assessore regionale all'economia Marco Falcone,
a dare il giusto segnale di vicinanza alle famiglie colpite dall'ondata di incendi che causò gravissimi disagi all'intera isola. Dopo aver stanziato le necessarie somme, daremo seguito all'erogazione di un aiuto che potrà arrivare fino a 50.000 euro nel caso di danni alla prima casa. Anche le eventuali abitazioni diverse dalla prima casa potranno comunque beneficiare di ristori. E adesso siamo allo sport con la consueta goleada per gli appassionati di calcio, la Goal Collection. 34esima Goal Collection nel girone di Serie D, arriva l'aritmetica vittoria del Trapani che batte il Siracusa nello scontro diretto, legittimando una superiorità a tratti schiacciante. La rete di Balla decide la sfida del provinciale giocata in notturna davanti ad una cornice di pubblico. Meritevole del grande ritorno tra i professionisti, Granata che ritornano in Serie C, grandi meriti al presidente Antonini che ha costruito una macchina da guerra, al tecnico Alfio Torrisi che ha gestito nel migliore dei modi un gruppo di calciatori che sta scrivendo a suon di vittorie una pagina indelebile del campionato di Serie D. Alle loro spalle, con il riposo osservato dalla Vibonese, il match clou di giornata è tra Real Casalnuovo e Reggio Calabria che termina con il successo degli Amaranto per 1-0. Timbrato Nino Barillà. Muove un bel passo in avanti anche il Città di Sant'Agata che batte piuttosto nettamente il Licata per 3-0 con la tripletta di Alagna. In formissima il Ragusa che rifila 2 gol per tempo al Portici con le reti di Romano, Reinero, Cess e Eigiachi. 1-1 tra Acragas e Cireale, Granata in vantaggio con Cicirello, pareggio che arriva in pieno recupero al 97esimo con Rechichi. Sconfitta indolore per la nuova IG Virtus che cade rovinosamente al Saraceno di Ravanusa contro il Canicattì. Biancorossi che vanno a segno con Sidibe, Salvia, autore di una doppietta, rete giallorossa ad opera di Trombino. Ci pensa Caserta a fissare il parziale sul definitivo 4-1. Nell'anticipo del sabato vince il Locri sulla San Cataldese per 2-1, lo scatto iniziale è Verde Amaranto con la firma di Varela, calabresi che la ribaltano con la rosa dal dischetto e Marsico. Carrellata di gol che terminiamo con il successo per 2-1 del Castrovillari sul San Luca, rossoneri inguaiati ma che non demordono e vincono con la doppietta di Palma, San Luca che dimezza lo svantaggio con Apostu. Termina qui il nostro ampio focus sui gol della 34esima giornata, appuntamento al prossimo lunedì per un nuovo atto del Girone I di Serie D. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione è possibile che la seguiate sul 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, in tutta Italia sul 268 al link TV locali e poi TVA e poi in tutto il mondo sul sito www.televideoagrigento.tv. A tutti un buon proseguimento di giornata e appuntamento alle prossime edizioni.